Vinitaly Verona, una delle più grandi manifestazioni che riguardano il vino e il Made in Italy, e siamo qui anche oggi per poter parlare dell'importanza di quello che è uno dei settori principali per la nostra enogastronomia, è appunto il vino come settore interessantissimo, e noi siamo veneti, tra l'altro sicuramente l'abbiamo particolarmente a cuore, così come anche riuscire sempre di più ad avere la possibilità di utilizzare meno fitofarmaci e più produzioni che siano resilienti, diciamo, a quelli che sono appunto i parassiti del vino, e sicuramente Simone su questo ha delle cose interessanti. Sì, io sono stato questa mattina allo stand della Regione Veneto, c'era un focus sul biologico, alla fine hanno presentato 2 vini resistenti che quindi non hanno bisogno di trattamenti. Perché? Perché la selezione di una specie resistente con una tradizionale sono impollinate, quindi un trattamento naturale però spinto. In questo modo si possono eliminare i trattamenti e si punta a inserire questi particolari vini dentro le DOP per un 10-15%. Quindi se mettiamo queste produzioni sui confini dei vigneti, quindi tra le case eccetera, avremo una zona di confine immune dai trattamenti. Molto si può fare, molto potrà fare il prossimo governo in termini di export, in termini di coordinazione tra le aziende che hanno bisogno di essere aiutate e coordinate. La prospettiva è crescere, perché questo è il trend del mercato, guardando all'estero e guardando anche a mercati che non sono mai stati proprio il nostro ambito, come la Cina. Questo è stato detto in questa occasione, ci saranno altri eventi, altri incontri, e noi siamo qua anche come forza di governo, come Movimento 5 Stelle.